Elena Paolini di Lonigo e rappresento il Salone Elena. La mia azienda è un'azienda storica, un'azienda di famiglia del 1970 circa, è partita la mia mamma. Da lì io praticamente sono nata in negozio. Nell'80 ho cominciato il mio percorso, ho lavorato fuori, un po' all'estero e poi in negozio, sempre con la mamma, come dipendente e poi come collaboratrice. Nel 2005 sono diventata titolare io dell'azienda. Io arrivo da un passaggio generazionale e in tutti questi anni ho sempre avuto dipendenti, stagiste. A me piacerebbe che i ragazzi continuassero quest'arte. Ho scelto di diventare maestro artigiano, prima di tutto per crescere personalmente e anche per confrontarmi con altri artigiani al di fuori del mio settore. Il mio rapporto con Confartigianato è da tanti anni, mi piace, mi sento seguita. Grazie all'associazione abbiamo fatto dei bellissimi corsi che ci hanno aperto la mente a 360 gradi, non solo nell'ambito lavorativo ma anche nell'ambito proprio diciamo generale. Ho avuto anche la possibilità di fare Vicenza in lirica, cioè lavorare al Teatro Olimpico, anche questa è stata una bella esperienza, sempre grazie anche all'Associazione Artigiani di Vicenza. Artigiani sempre sul pezzo.